ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi e l'assessore alla ricerca Alessia Rosolen questa mattina si sono recati in visita alla piattaforma di genomica ed epigenomica in area Science Park a Basovizza. È stata l'occasione per fare il punto sulle varianti del Covid che proprio in questa struttura vengono sequenziate e studiate, per parlare anche dei risultati della ricerca Made in Friuli Venezia Giulia. Vice governatore Riccardi, oggi a Basovizza abbiamo visitato il laboratorio di genomica con un data center molto importante per la lotta al Covid. Sono gli strumenti che hanno consentito la possibilità di sequenziare il virus e di conseguenza anche individuare le ultime varianti inglesi che abbiamo inviato all'Istituto Superiore di Sanità. Quindi sicuramente un patrimonio di conoscenze, di competenze e anche di strumenti importanti ai quali la Regione in maniera lungimirante negli anni ha investito. E non ha investito adesso, ha investito da molti anni, e questo dimostra che anche nell'attività di ricerca non bisogna mai avere paura di investire, perché questo poi consente di governare al meglio purtroppo fatti come quelli che stiamo vivendo. In questo senso quanta paura fanno queste nuove varianti? Insomma, io non credo che dobbiamo parlare di paura, dobbiamo analizzare una situazione che esiste. Il tema delle mutazioni è reale, le preoccupazioni sono elevate, ormai non parliamo più di una sola variante, parliamo anche di altri casi che nel nostro paese ci sono. Questo deve aumentare l'utilizzo di queste competenze, di questi strumenti che fortunatamente sono a disposizione nell'individuare questi fenomeni e fare in modo che questi possano essere tracciati nel minore tempo possibile, in maniera che possano essere in qualche modo isolati e anche studiati per la dinamica che quelle mutazioni presentano, che vediamo sono molto diverse da quelle che fino ad oggi sono state anche le cose che siamo riusciti ad osservare. Quindi la capacità del governo di un sistema di questo genere è riuscire a capire quello che può, ipotizzare quello che può accadere in futuro, mai fermarsi rispetto alla pur evidente complessità che stiamo gestendo, con all'ordine del giorno come priorità ovviamente l'accelerazione della campagna vaccinale, sperando di avere a disposizione naturalmente sempre maggiori dosi per poter procedere in un lavoro importante che anche in Friuli Venezia Giulia si sta facendo. La popolazione in questo senso ha risposto bene, subito sold out quasi le prenotazioni, se si può usare questo termine. Sì, c'è stata una prova estremamente importante, questo significa che le persone hanno capito, i cittadini hanno capito e si stanno rivolgendo alle strutture pubbliche con grandi numeri, e noi stiamo cercando di dare quella risposta affrontando un fenomeno che il Paese non conosceva in termini di dimensione e di capacità di vaccinazione. Quindi è uno sforzo che l'intero sistema Paese e le regioni stanno facendo, devo dire, con grande impegno e grande generosità. Io non posso non cogliere questa vostra occasione anche per ringraziare non solo i cittadini che ovviamente hanno aderito a queste campagne, ma anche tutti i professionisti del sistema di salute che, ricordo, sono sul fronte da un anno. E quindi affrontare queste cose, avendo anche un anno alle spalle di queste fatiche, è estremamente importante e abbiamo dimostrato di avere un sistema solido, qualificato e anche molto generoso e pronto ad affrontare fenomeni complessi come quelli che stiamo vivendo. Credo ci siano due dati importanti da sottolineare. Il primo è l'investimento che è stato fatto in tempi non sospetti rispetto a uno di quelli che sono gli aspetti fondamentali del futuro, che è appunto il sequenziamento dei genomi. E il secondo dato fondamentale per quanto mi riguarda è l'aver costruito il data center per poter elaborare i dati, analizzarli e renderli fruibili. È la ricaduta normale e utile della ricerca rispetto a tutte le sfide che avremo davanti. Ancora una volta il Friuli Venezia Giulia si è rivelato un punto di riferimento a livello internazionale.
È un punto di riferimento a livello internazionale perché ci hanno detto dell'interesse non solo di altre regioni ma di altri stati rispetto all'utilizzo di questi macchinari. La cosa che per me è fondamentale è che questi macchinari sono utili alla società. Primo giorno di vaccinazioni anti-Covid alla fiera di Udine, con fine dalle prime ore del mattino, lunghe code di over 80 in attesa della prima dose. Siamo andati a sentirli tra paure e speranze per il futuro. Dottor Miceli, partiti ufficialmente oggi i vaccini anti-Covid per gli ultraottantenni, abbiamo visto l'arrivo di alcune signore, come sta andando? Direi che sta andando molto bene, siamo partiti oggi qui in questa struttura, l'ente fiera di Martignacco. Il primo appuntamento è stato attribuito oggi alle ore 8, gli anziani si sono presentati in questa struttura già con largo anticipo, quindi alle 8 c'era un po' di trambusto, insomma, però dopo la prima ora i flussi si sono ridimensionati, si sono creati percorsi più corretti, insomma più fluidi, sta andando direi molto bene. Gruppi di quante persone? Oggi sono programmati 252 appuntamenti, siamo a metà mattinata, sono venuti praticamente già tutti quelli programmati, non ci sono state disdette, neanche dell'ultimo momento. Direi che sta andando molto bene, i flussi sono ben organizzati e scorrevoli e si lavora bene. C'è gran voglia di vaccinarsi? C'è gran voglia di vaccinarsi, le agende sono state aperte mercoledì scorso e dopo le prime 2 ore hanno già praticamente riempiti tutti i posti a disposizione, c'è una grandissima richiesta. E poi ci sarà la seconda dose? La seconda dose sì, in effetti insomma, le persone che vengono oggi per la prima dose ricevono già al momento della vaccinazione l'appuntamento per la seconda dose che avviene dopo circa 21 giorni dalla prima. E quindi saranno pronti per un evento. Ci possono essere delle controindicazioni, qualcosa che può capitare che magari poi la seconda dose non è possibile farla? Sì, allora chiaramente oggi il percorso è strutturato anche così, no? Giusto per descrivere un attimino come sono i percorsi. Al piano terra avviene una prima valutazione dove viene rilevata la temperatura corporea di tutte le persone che accedono alla struttura, viene verificata la compilazione della modulistica che le persone scaricano dal sito internet dell'azienda sanitaria e poi vengono mandate al primo piano per lo step successivo che è quello dell'anamnesi. In fase di anamnesi vengono valutate tutte le patologie, tutta l'assunzione di farmaci insomma, delle persone, viene valutato se la persona è idonea alla vaccinazione o meno, quindi vengono illustrate tutte le possibili reazioni avverse, vengono valutate tutte le controindicazioni. Oggi si vaccina, quanti anni ha? Tanti? Non si può dire quanti? No, si può dire, dopo degli 80, sono del 36, che quasi conti dietro 6 squai. Non dai quasi 85 stanno. Senta, e va a vaccinarsi, è contenta? Cosa significa? Mi hanno detto di fare questa cosa e la faccio, e no? Sai, io c'è cadente dopo. C'è che lei, ormai? Allora, lei ha appena fatto il vaccino, è contenta? Come si sente? Sollevata un po' almeno. Aveva paura, voleva a tutti i costi? No, ci tenevo. Insomma, metà copertura, così hanno detto. Quanti anni ha, posso chiederglielo? 85. Voleva fare il vaccino, lei lo aspettava? Sì, no, ho voluto farlo. Di dov'è lei? Di Molenuovo. E da quanto tempo aspettava di fare questo vaccino? No, è poco. Sì. E come si sente adesso? Bene. Bene? Sì. È contento? Sì. Grazie. Dopo devo ritornare adesso il 9 di marzo. Il 9 di marzo torna per la seconda dose, bene. Lei ha appena fatto il vaccino, come si sente? Mi sento benissimo, mi sento anche sollevato perché finalmente è arrivato questo benedetto vaccino. Insomma. Di dov'è lei? Io sono siciliano di origine ma abito a Udine ormai dal 65. E come viveva questo periodo in attesa del vaccino? Particolarmente a casa sostanzialmente, insomma, no? Che un po' di preoccupazione perché l'età c'è, insomma, qualche acciacco anche, no? E quindi sostanzialmente a casa quasi recluso, diciamo. No? Adesso si sente un po' più libero con il vaccino? Proprio del tutto no, perché sappiamo che ancora non è che abbiamo risolto il problema, quindi aspettiamo la seconda dose e poi vedremo come andrà, insomma. No? Lei è appena arrivato qui, pronto per la vaccinazione. Da dove arriva? Da Vagnacco. Da Vagnacco? Da Vagnacco. Quanti anni ha? 83. È arrivato da solo in macchina? Sì. E Dio. Quindi lei guida ancora tranquillamente, è arrivato qui da solo ed è contento di vaccinarsi?
Certo. Non aspettava... Magari prima. Magari prima. Bene. Allora buona vaccinazione. Grazie. La Fit CISL, la caccia di lavoratori sommersi, tra loro i rider, circa 200 in Friuli Venezia Giulia, che necessitano di avere un riconoscimento contrattuale. Ci aggiorna Isabella Gregoratto. Intercettare i rider è lo scopo della Fit CISL, che oggi ha organizzato 2 momenti di incontro sia qui nella sede della CISL di Udine che a Trieste, proprio per capire quella che è la situazione dei rider in Friuli Venezia Giulia. Siamo con il segretario della Fit CISL, il segretario Antonio Pittelli. Oggi quindi avete valutato, avete visto quante persone si riescono a intercettare, perché questo è un settore in cui è difficile effettivamente capire, perché le persone vanno, vengono, lavorano pochi giorni, ritornano a riprenderli dopo mesi. Sì, c'è un grandissimo turnover perché c'è una moltitudine di ragazzi, ma anche non più ragazzi, si cominciano a vedere, che lavorano in questo contesto qua. Noi stimiamo che possono essere attorno ai 200, però è una stima molto approssimativa perché appunto il turnover non permette di gestire. E anche le statistiche che si fanno sono molto aleatorie perché i numeri sono difficilmente procurabili. Che cosa avete rilevato oggi incontrando appunto le persone che intendono emergere, che intendono venire alla luce? Come dice lei, sono lavoratori abbastanza sommersi, sono i figli nascosti di quella che chiamiamo la gig economy, perché appunto non si vedono, ancora di più adesso con la pandemia, che lasciano i prodotti, il cibo negli androni delle scale, negli ascensori, ancora di più sono nascosti. Quello che noi notiamo è che sono proprio frammentati, sono isolati, pur essendo parte di gruppi molto importanti, spesso anche le multinazionali, in verità sono persone molto solitarie che lavorano in estrema solitudine, con i problemi che dà questo tipo di lavoro e i pericoli anche, perché vediamo ogni giorno che ci sono incidenti o più o meno gravi, ma anche incidenti di minore rilevanza, come il danno alla bicicletta in questi casi qua, che sono a scapito di chi lavora. Ecco, non sono solo stranieri, ma ci sono anche tanti italiani fra di loro. Ci sono molti italiani, la pandemia che ha spinto il consumo di questo tipo di richiesta a un plus del 40%, ha visto anche avvicinarsi lavoratori non più giovani, perché chiaramente la crisi comincia a essere importante e le persone trovano modi nuovi per poter affrontare la crisi economica, personale e familiare. Ecco, facciamo proprio l'identikit del rider, quindi di età variabile, non sono, come si potrebbe supporre, persone giovanissime. L'identikit tipico è persona dai 20 ai 35 anni, tendenzialmente straniero, ma non più solo straniero, in numeri abbastanza importanti, che lo fa come primo lavoro, unico lavoro, qualcuno lo fa come secondo lavoro dei weekend. Una volta erano solo gli studenti universitari praticamente, adesso non sono più solo loro, ma anzi sono persone che lo trattano come lavoro principale, però senza le garanzie che debba avere un lavoro principale. Quindi voi come sindacato che cosa chiedete per la categoria? Innanzitutto un riconoscimento di categoria intanto. Innanzitutto appunto l'emergere di questo lavoro, possiamo dire sommerso, che si sentono parte di una complessità che è quella comunque del riuscire a far sì il bene della collettività e quindi ma anche il bene del lavoratore stesso, che si vedono riconosciuti dei diritti che attualmente gli vengono a mancare e che gli venga applicato un contratto nazionale di riferimento sul quale basare sia i doveri ma soprattutto i diritti. Pubblicità, poi ritorneremo in diretta con Nuova Linea tra poco. Bentornati da voi la linea, ora ci colleghiamo in diretta con la nostra Isabella Gregoratto che sta seguendo per noi la conferenza stampa della Giunta Comunale. Vediamo quali sono le novità. La linea, buongiorno.
Buongiorno Alexis, qui praticamente si sta ancora svolgendo a Palazzo Daron con la conferenza stampa che conclude i lavori della Giunta, una Giunta che oggi ha approvato il bilancio di previsione. Questo bilancio dovrà passare chiaramente al vaglio del Consiglio Comunale nel lunedì prossimo e poi ci vorranno altri 15 giorni affinché il Consiglio lo approvi definitivamente. Con noi l'assessore al bilancio Francesca Laudicina. Le cose salienti, intanto partiamo dai 238 milioni di euro. Sì, allora è un bilancio importante dalla cifra appunto perché pareggia in 238 milioni di euro, è un bilancio che si forma su dei punti fissi che sono importanti, cioè servizi, livello dei servizi inalterato, protezione sociale inalterata, pressione tributaria stabile, turnover del personale garantito nel triennio e alto livello di investimenti. Questi sono i punti fissi. Poi naturalmente che cosa significa questo? Ecco, parliamo proprio di investimenti, quindi si parla di 48 milioni di euro messi a disposizione, 49 sono in conto capitale. Esatto, sì. Allora dal punto di vista appunto della parte capitale ci sono 49 milioni di euro di investimenti inseriti nel 2021. Ci tengo a dire che questo non è il libro dei sogni, nel senso che per principi contabili possono essere inseriti solo quelle diciamo spese che riguardano investimenti che sono garantite, cioè che sono, hanno già una parte di progettazione. Quindi naturalmente questo significa che sono tutte opere che verranno poi portate avanti nel triennio e anche insomma in fase successiva. E quindi si è puntato soprattutto sul personale, perché ci sarà incremento di personale per quanto riguarda, poi magari passiamo la parola all'assessore Fabrizio Cigolot. Ecco. Sì, allora diciamo che dal punto di vista delle spese, la spesa del personale è importante perché è una fetta grossa di circa 36 milioni di euro, ma naturalmente per garantire diciamo il comparto tecnico, no? Il funzionamento del comparto tecnico, portare avanti tutte queste opere che comunque costituiscono un volano per l'economia, occorre che naturalmente la parte del personale diciamo venga potenziata, incrementata e potenziata. Dopodiché naturalmente non esistono solamente comunque le spese per investimento, come dicevo prima la parte diciamo del sociale rimane, dei servizi rimane invariata, quindi anche le risorse messe a disposizione per le famiglie, per le imprese rimangono invariate e naturalmente è chiaro che con una pressione tributaria, aliquote IMU invariate, i vari tributi invariati, le tariffe invariate, anche questo naturalmente costituisce un elemento a favore di famiglie e di imprese. Bene, parliamo di incremento del personale del Comune di Udine con l'assessore Fabrizio Cigolot, che è assessore appunto tra l'altro oltre che alla cultura anche al personale. Dal 2008 il Comune di Udine non era inattivo per quanto riguarda il personale dipendente, il saldo. Il saldo tra entrate e uscite. Ecco, e quest'anno invece sono previste parecchie assunzioni. Sì, esattamente. Dal 2008, come vedete, la curva delle persone che vanno in pensione, che è quella rossa, era ben superiore a quella che invece rappresenta le persone che venivano assunte. L'anno scorso abbiamo raggiunto il pareggio, tanto sono entrate e tanto sono uscite, quest'anno avremo 29 persone in più di quelle che usciranno. Questo significa nuovi concorsi, specialmente nell'area tecnica, come abbiamo detto, ma anche assistenti sociali, anche polizia locale e poi tutta una serie di figure e all'interno di queste figure ricordo che completeremo anche l'assunzione delle cosiddette categorie protette, quelle persone che per legge devono essere assunte all'interno delle aziende pubbliche come nel nostro caso, ma anche delle industrie private almeno di una certa dimensione, e quindi daremo corso a questa serie di concorsi ma anche di avvisi attraverso il centro per l'impiego per aumentare la dotazione organica. Ecco, già avete stabilito i numeri anche per quanto riguarda la polizia locale, no? Che da tempo chiedeva di avere un incremento. Sì, abbiamo fatto già diversi concorsi in questi anni e continueremo altri 4 quest'anno, 12 assistenti sociali e poi soprattutto tecnici, quindi un concorso da dirigente tecnico laureato, un concorso da funzionario tecnico, quindi anche questi laureati, architetti, ingegneri, urbanisti, eccetera, e poi anche C-tecnici, persone diplomate, periti, geometri, eccetera, proprio per dar corso a questo ingente programma di investimenti che l'amministrazione ha rinnovato anche quest'anno e per gli anni futuri.
Ecco, un'ultima battuta con l'assessore Laudicina per chiudere il collegamento. Quindi ho detto in apertura che adesso quanto ha deciso la Giunta dovrà passare al vaglio del Consiglio Comunale. Sì, allora diciamo che si procede in questo modo. Il 22 di febbraio c'è la presentazione in Consiglio, poi andrà in Commissione bilancio e poi naturalmente l'8 di marzo andrà invece in approvazione totale con naturalmente i consiglieri che possono presentare eventuali ordine del giorno, insomma, o altre richieste di variazione riguardo al bilancio stesso. E comunque la cosa che è molto importante per i cittadini è il fatto che il Comune di Udine garantisce che non ci saranno aumenti nelle tariffe. Assolutamente, questo lo garantisce per qualsiasi cosa, per i servizi. Sì, allora, diciamo che il Comune di Udine garantisce che, a meno che non ci siano norme che stabiliscono o altri atti che ci obbligano a fare delle modifiche in questo senso, garantisce appunto la invarianza delle aliquote e delle tariffe nel corso del 2021. Bene, ringraziamo l'assessore Laudicina, ringraziamo l'assessore Cigolot, qui da Palazzo Daronco è tutto, restituisco la linea a voi studio. Grazie a te Isabella e Fabio Di Bernardo per questo collegamento in diretta da Udine. Ora vediamo un aggiornamento di cronaca. Una persona è deceduta a seguito di un incidente stradale accaduto questa mattina poco dopo le 10:30 a Trieste in via Bonafata. Per causa in corso di accertamento il conducente di una vettura ha investito una persona che stava attraversando la strada. Nell'impatto il pedone è morto. Sul posto anche vigili del fuoco, inutili purtroppo i soccorsi prestati dall'automedica e dall'ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova. La regione Friuli-Venezia Giulia è tra le più virtuose nella gestione dei rifiuti urbani. Dal 2016 supera la soglia di legge del 65% di raccolta differenziata. Il 22% dei comuni hanno una produzione di secco residuo inferiore ai 75 kg per abitante annuo, valore che colloca la nostra regione al terzo posto tra quelle italiane. Ci sono comunque margini di miglioramento. Se ne parlerà durante la seconda edizione regionale di Ecoforum, evento online dedicato all'economia circolare in programma giovedì 18 febbraio dalle 10 alle 13 sulla pagina Facebook Lega Ambiente Friuli Venezia Giulia. Ecco alcune anticipazioni del presidente Sandro Carnielutti. Il tema dell'Ecoforum di quest'anno è la gestione dei rifiuti come contributo allo sviluppo dell'economia circolare in regione. L'economia circolare è quella forma di economia che riduce di molto, in modo significativo, la pressione sulle risorse naturali, sulla natura e sul clima. Partecipano a questo evento online le società di gestione dei rifiuti, le istituzioni preposte, i portatori di buone pratiche, sia aziende che associazioni di cittadini. Inoltre abbiamo allungato lo sguardo, abbiamo invitato anche il comune di Klagenfurt e Lubiana a portare un loro contributo in tal senso. Come associazione abbiamo sviluppato 12 proposte che presenteremo appunto giovedì, che mirano alla riduzione della produzione dei rifiuti, in primis al miglioramento della qualità dei conferimenti e al tasso effettivo di riciclo, ma poi anche l'utilizzo di queste materie prime riciclate in nuovi processi produttivi che abbiano un mercato. E proponiamo anche la valutazione circa la chiusura di alcuni cicli attualmente aperti, quali ad esempio il trattamento con recupero di materia degli assorbenti igienici, rifiuto in costante crescita in regione. Chiediamo inoltre, facciamo la proposta di coinvolgere pienamente le istituzioni di istruzione e formazione, appunto nella formazione e aggiornamento di comportamenti più sostenibili, di competenze circolari, ma anche di nuovi profili professionali che abbiano poi un effettivo sbocco sul mercato, anche attraverso la creazione di start-up circolari. Tutto questo sulla pagina Facebook di Lega Ambiente giovedì dalle ore 10. Andiamo ora a San Giorgio di Nogaro, dove è stata allestita una particolare mostra dedicata al vento all'interno degli splendidi spazi di Villa Dora. Ci aggiorna Paola Treppo. Hanno riaperto le mostre e anche i musei. Qui a Villa Dora di San Giorgio di Nogaro c'è una mostra particolare dedicata al vento con Rino Lombardi. Vediamo di cosa si tratta. Buongiorno.
Innanzitutto si tratta di una mostra dedicata al vento, quindi il vento ama il disordine e qui si trova veramente a suo agio. Abbiamo tutta una serie di oggetti che riguardano il vento, che ci vengono subito in mente, ma anche altri che in qualche modo vanno aiutati dalla spiegazione. Vedete, abbiamo delle macchinine a soffio, per esempio, che vanno semplicemente soffiando, giocando con delle cartoline o dei tappi. Abbiamo dei venti scatola, questo per esempio arriva dall'Africa, dal lago Malawi, è un vento che si chiama Muera. E poi abbiamo tanti oggetti. Abbiamo girandole, abbiamo le vespe che normalmente sono un mezzo di locomozione ma che a Trieste durante una giornata di Bora diventano in qualche modo un'installazione artistica, creando quelli che possiamo chiamare dei domino di vespe perché una tira l'altra. E poi vedete abbiamo mulini, abbiamo un vento per esempio dal Friuli, l'Aiarin di Crosis raccolto nella zona di Tarcento qualche anno fa, ormai una ventina di anni fa dal poeta Ivano Miconi. Oggetti che suonano con il vento, come ad esempio il messaggero del vento. Questo è il suono del vento che tintinna. Il vento è invisibile, non lo vediamo ma lo sentiamo e cambia suono a seconda degli oggetti che attraversa. E qui abbiamo un oggetto interessante in due versioni. Abbiamo lo spaventapasseri eolico che arriva dalla Slovenia e che si chiama Klopotec perché fa clop clop, che in Austria chiamano Klapotec perché fa clap clap. Poi decidete voi che suono ha questo oggetto secondo voi. E poi ne abbiamo un altro che arriva da più lontano, arriva da Bali, è il Pindekan, che è lo spaventapasseri eolico che arriva da Bali, vedete fatto in bambù, perché il vento in qualche modo è diverso ma è uguale dappertutto. E in questa mostra in qualche modo raccontiamo anche questo, come il vento è senza confini, fa parte della vita di tutti noi, il vento è vita. Ma questo oggetto che hai in mano, che cosa? È uno spararia. Adesso potete sparare verso il cameraman, ma preferisco sparare verso di te che hai i capelli. Ecco qua. Una mostra anche per i bambini, molto divertente anche per gli adulti. Questo ad esempio simula il rumore di un altro vento. Ecco, Telefriuli dedicherà questa sera dalle 21 uno speciale proprio a questa particolare mostra che ha visto la collaborazione dell'amministrazione comunale, della biblioteca, di diverse associazioni e realtà che si sono unite, pensate durante il periodo del lockdown dove l'area ha avuto in un certo senso un ruolo, insomma, sia positivo in tutti i sensi che anche negativo, insomma uno spazio per riflettere, per divertirci, per riprendere una confidenza maggiore con i nostri venti. Allora ringraziamo Rino per la sua presenza e anche il paese di San Giorgio e ti restituisco la linea. Grazie a te Paola, assieme a Paolo Bassi per questo contributo da San Giorgio di Nogaro. Noi siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione, il nostro telegiornale ritornerà alle 16:30. Buona giornata.